Le leggende metropolitane di Sito Esaurito. Amore, vado al lavoro. Ci vediamo più tardi per cena. Va bene, Gioia. Che ti faccio trovare stasera? Amore, se vuoi farmi contento lo sai cosa farmi. Lo sai che i fagioli sono il mio piatto preferito, ma tu non me li cucini mai. Hai ragione, tesoro, scusa. Magari uno di questi giorni. Sì, sempre così dici. Vabbè, non preoccuparti. Ci vediamo stasera, dai. Va bene, Gioia. Vado che è tardi. La stessa sera. Ciao Pippuzzo, ci vediamo domani. Ciao. Un'altra giornata, l'abbiamo terminata. Oh, che stanchezza, Rosi. Non è misa macchina. Macelleria. Nuova fagioleria toscana Gigi lo Scorreggione. Specialità culinarie, fagioleria. Minchia, una fagioleria a casa era più. Questa è una tentazione proprio. Meglio, ma io c'è a essere più forza è una. Gli chi dei ciurissi fammi fasola, che a me piacciono. No, ora c'ho la fagioleria qua che fa, non c'è caso? E poi stasera chi ci rivo? Vabbè, capace ci mi vendo una minchiata, che mi hai sentito male. Vabbè, va. Ormai, mentre che ci siamo. Via. Ritornando a casa. Che mi sento chino. Io stasera come mangia a casa? No, non può essere. Non ci riconendo chi che mai ha ricreato e quanti specchi me ne hai mangiato di ste fasola. Mezz'ora dopo. Ciao amore. Gioia, come mai così in ritardo? Beh amore, la solita riunione. Sai, mi sono trattenuto un po' in ufficio. Ma cos'è quel sorrisetto che hai sul viso? Amore. Sì? Tanti auguri! Amore! Che pensavi che mi fossi dimenticata del tuo compleanno? Stamattina non mi hai detto nulla però. Stasera ti ho preparato una sorpresa, vieni con me. Una sorpresa? Ma sei proprio terribile, amore. Senti, però volevo dirti che stasera, sai, non mi sento tanto. Dai, vieni. Però non guardare, eh? Sì, va bene, non guardo. Però volevo dirti. Anzi, aspetta che ti bendo. Amore. Così vediamo se indovini. Dove mi porti? Non vedo nulla. Siediti qui a tavola. Amore. Ecco così. E che devo fare? Non vedo nulla. E non devi vedere nulla. Ok. Aspetta che vado di là a rispondere al telefono. Dai, sbrigati. Che oggi non mi sento tanto. Torno subito, non guardare. Ok. Minchia, stai morendo. Che chi sei sui primi? Maria, mi sento lo stomaco consumato. Fa conto che mi stai cacando perché non ce la faccio qui. Esagerai questi fasola, esagerai, sapevo io. Esagerai. Minchia, chi si siga soppire davvero, Maria, che feto, signore. Che schifo. Beh, stai in una stanza. Speriamo che chi non se ne accorgi. Maria, che schifo, Carosi. Eccomi, amore. Ma che è sta puzza? Forse ho pestato qualche cacca sul marciapiede. Dai, amore, non preoccuparti. Ma amore, vatti a togliere le scarpe dopo. Sì, certo. Però prima sta sorpresa, dai. E allora non hai guardato, vero? Ma ti dico di no. Amore, me la fai una cortesia? Prima vai ad aprire la finestra di là, così magari cambia l'aria. Certo, amore. Subito. Forza, ora per sta finestra. Chi è Medda? Chi è sicuro che è Medda perché mi senti mutanne pesanti. Maria. Che mosse mi so gira. Maria. Ma chi è sto piatto? No, ti prego, non mi dire che mi feci fa solo a come compleanno oggi proprio. Maria, come a fare? No, non mi posso mangiare. Cioè, a dire che mi sento male, perché non può essere così. Che gana sta arrivando una chi sei nauzzo. Chi sei Medda? Menghia. È meglio che mi cangio ste mutande e mi studio un attimo, perché a st'ora sai, sogno tutto sbruffato. Gioia? Amore. Hai indovinato la sorpresa? Beh, il mio amoruccio non mi avrà mica preparato qualcosina di molto buono, eh? No, o sì? Sei pronto? Sì, dai, forza, fammi vedere. Aspetta che ti sbendo. Finalmente, dai. Ecco. Ah. Ta-da! Minchia! Tutti i nostri
i parenti a cena con noi. Hai visto? È una storia vera di sito esaurito. Sì, ma se ci sono fasola io non ne mangio.